Bene, eccoci insieme anche oggi, è davvero con piacere che ospitiamo Enrico Di Pasquale, ricercatore della Fondazione Leone Moressa, con il quale periodicamente abbiamo l'occasione di trovarci qua in studio per fare il punto sul fenomeno immigratorio nel nostro paese. Siamo a fine anno, quindi è il bilancio del 2019 che è stato recentemente presentato dalla Fondazione. Alcuni dati, devo dire, sono sorprendenti. I residenti stranieri nel Veneto sono 501.085, pari al 10,2% della popolazione. È ripreso il flusso migratorio in positivo, nel senso che il saldo è di 26.371, un più, e di questi 15.536 sono naturalizzati italiani, quindi vuol dire hanno il nostro passaporto, la nostra carta d'identità. Rappresentano complessivamente gli stranieri il 13,3% degli alunni e il 19,9% dei nuovi nati, quindi il 20% circa dei nati nel Veneto sono di provenienza da fuori confine. Il paese di maggior arrivo è la Romania, Marocco, Cina, Albania e Moldavia poi in sequenza. Allora, adesso invece la parola al ricercatore per spiegarci quanto pesano queste persone sull'economia della nostra regione. Sì, questa diciamo è la fotografia dell'immigrazione in Veneto, che appunto è una componente ormai strutturale radicata nel nostro territorio da almeno 15-20 anni. Infatti vediamo le principali nazionalità, Romania, Marocco, Cina, Albania, Moldavia, non sono le nazionalità arrivate negli ultimi anni con i barconi, ma sono componenti appunto qui in Italia da almeno 20 anni, tra l'altro molte dell'Est Europa, quindi prevalentemente donne che fanno la badante, che vivono nelle nostre case da molti anni, e anche gli altri, romeni, cinesi, albanesi, sono radicati anche nell'economia, nei negozi, nelle imprese, nelle attività commerciali. È una componente in ripresa, in aumento nell'ultimo anno. In realtà non è mai diminuita in maniera significativa, nel senso che anche negli anni in cui si registrava un calo, questo era dovuto a un dato statistico, cioè al fatto che molti diventavano italiani, acquisivano la cittadinanza e quindi scomparivano dalla statistica degli stranieri. In realtà in molti casi non scomparivano dal territorio, ma rimanevano qui. Quindi avremmo da aggiungere a questi 500.000 anche molti, almeno 100.000 di origine straniera, quindi italiani che hanno ottenuto la cittadinanza negli ultimi anni. Allora, dato, come posso dire, di cronaca, noi siamo sempre impressionati dagli sbarchi con i gommoni o con le imbarcazioni, e quindi immigrati che arrivano dall'Africa. A scorrere le maggiori presenze nella nostra regione, africani ce ne sono pochi invece nel Veneto. Sì, questo è un po' un equivoco che c'è sia a livello nazionale sia a livello locale, cioè quando si parla di immigrazione si pensa appunto a Lampedusa, ai barconi. In realtà i migranti accolti nei centri di accoglienza in Italia sono poco meno di 100.000 e gli immigrati irregolari 5 milioni, quindi 50 volte tanto. In Veneto addirittura questo rapporto arriva a 70 volte, cioè 6.000 migranti accolti nei centri di accoglienza contro 500.000 regolari. Il problema è che si parla moltissimo di quei 6.000 nei centri di accoglienza e invece molto poco dei 500.000 che lavorano, pagano le tasse e versano contributi. Ecco, questi 500.000 sono arrivati tutti o quasi tutti attraverso la frontiera, voglio dire. Sì, via terra, anche se comunque c'è una percentuale di arrivi irregolari, poi regolarizzati, esatto, con le famose sanatorie, perché uno dei canali principali è quello dell'arrivo con visto turistico di 3 mesi e poi utilizzato per rimanere sul territorio anche oltre, e quindi abbiamo sperimentato nel corso degli anni a livello nazionale il fenomeno delle sanatorie, quindi delle regolarizzazioni di massa. L'ultima significativa nel 2012 dedicata al lavoro domestico, che ha portato all'emersione di molti cittadini stranieri. Da lì in poi non c'è stato più questo procedimento e quindi sono aumentati gli irregolari sul territorio.
Così per curiosità, la provincia con il maggior numero di immigrati è Verona, poi in sequenza Padova, Treviso, Venezia, Vicenza, Rovigo e Belluno. A Verona sono 110.000, forse anche di più, 110.029. I comuni con invece la maggiore percentuale di immigrati sono in classifica San Bonifacio in provincia di Verona, poi Mansuè nel Trevigiano, Lonigo nel Vicentino, Nogara ancora in provincia di Verona e quindi Padova, che la provincia di Padova, il comune di Padova è tra quelli che ne ha di più. A fronte di questi dati, cioè di una presenza così importante a questo punto, il 10% della popolazione, è cambiato anche l'atteggiamento? Notate che stia cambiando la percezione che il Veneto ha dell'immigrato, perché devo dire, per anni, a mio parere, è sempre stato un atteggiamento un po' schizofrenico, nel senso che qua veramente in tantissimi casi si è fatto davvero accoglienza nei confronti degli immigrati, però poi magari si voleva che finito il lavoro questi sparissero e non li si vedesse più, cosa ovviamente impossibile e ingiusta. È cambiato questo? Cioè c'è una maggiore propensione all'accettazione, insomma, alla consapevolezza del ruolo che hanno? Ma probabilmente è cambiato in negativo, nel senso che addirittura in Veneto abbiamo un'esperienza di integrazione dal basso, possiamo definirla, nel senso che si trovava il lavoro, c'era bisogno di manodopera, quindi gli stranieri trovavano lavoro e quindi arrivavano in numeri significativi, questo negli anni 90 e nei primi anni 2000, e da lì attraverso il lavoro poi avevano un percorso di integrazione. Faccio l'esempio molto frequente che imparassero prima il dialetto, perché era la lingua parlata in fabbrica o nei posti di lavoro, e poi l'italiano, attraverso corsi, attraverso politiche istituzionalizzate. Negli ultimi anni la crisi ha portato anche una diminuzione del lavoro, quindi abbiamo avuto molti immigrati disoccupati e in cerca di lavoro, e questo ha creato, non solo in Veneto ma anche a livello nazionale, degli attriti con la popolazione locale, perché abbiamo visto nascere, crescere degli slogan come "gli stranieri ci rubano il lavoro", mentre fino a pochi anni fa la presenza straniera era considerata fondamentale per l'economia. Oppure abbiamo visto l'aumento di persone nel sistema di accoglienza che quindi rappresentano un costo per lo Stato, e questo ha portato in molti casi il malumore, l'insofferenza da parte della popolazione, perché si vedeva queste persone appunto nei famosi alberghi, nelle caserme, mentre il resto della cittadinanza soffriva la crisi. Quindi a mio avviso la percezione si è inasprita verso l'immigrazione, che è quasi vista come una delle cause principali della crisi e della sofferenza nel nostro paese. Quindi questo a dispetto dei dati che voi periodicamente fornite e che invece inviterebbero alla consapevolezza di questo fenomeno che diventa a questo punto anche strutturale rispetto all'economia della regione. Ad esempio ci sono tra gli immigrati 62.000 imprenditori. È un fenomeno emerso o è sotterraneo? Voglio dire, 62.000 imprenditori, se ipoteticamente si iscrivessero tutti ad un'associazione di categoria, magari non la maggiore, ma insomma sposterebbero gli equilibri mica poco. Diciamo che è ancora in questo senso poco strutturato come fenomeno, però numericamente è molto significativo. Appunto sono tanti, lo vediamo anche nelle nostre città, i negozi gestiti da stranieri sono moltissimi, quindi di conseguenza anche le imprese che producono quei beni, quei servizi, un po' in tutti i settori, perché si va dal commercio alla manifattura all'edilizia. È un fenomeno ancora molto frammentato, cioè le diverse nazionalità hanno una forte specializzazione, i cittadini del Bangladesh in certi settori, soprattutto il commercio e l'alimentare, il Nord Africa lo stesso nel commercio, i cinesi in un altro settore, l'Est Europa nell'edilizia, e ci sono poche sinergie, poche contaminazioni tra diverse nazionalità e tra stranieri e italiani. Questo crea un po' la diffidenza sia da parte degli altri imprenditori italiani, che vedono una minaccia in questo crescente fenomeno, e anche una diffidenza da parte dei consumatori italiani, perché in molti casi si tratta di imprese di basso livello, quindi di bassa qualità, quindi il fatto che aumentino gli stranieri e diminuiscano gli italiani ha di fatto portato una perdita di capacità, di competenza, di qualità
delle imprese attive e quindi un maggiore degrado, insomma, dell'economia locale. Un altro luogo comune è che gli immigrati tolgano lavoro agli autoctoni, ma ormai gli immigrati rappresentano quasi il 10% del prodotto interno lordo, il 9,8%. Se improvvisamente sparissero tutti gli immigrati, questo 10% lo perderemmo o comunque sarebbe possibile sostituirlo? Ma io penso che sarebbe un bel guaio, nel senso che difficilmente i lavori che oggi svolgono gli stranieri sarebbero ricoperti dagli italiani. Penso alle badanti, penso al lavoro di cura, penso all'agricoltura. Ovviamente non parlo del lavoro nero, dello sfruttamento, del lavoro irregolare, ma parlo del lavoro in regola. Quei settori in cui l'immigrazione ha una componente molto significativa difficilmente sarebbero coperti da italiani. Penso anche ad esempio a tutto il settore della ristorazione, dove dietro le quinte la manovalanza, insomma, dai lavapiatti ai cuochi agli aiutocuochi è generalmente ricoperto da stranieri. Quindi anche ipotizzando appunto di togliere questi per dare lavoro ai disoccupati italiani, difficilmente quei disoccupati italiani andrebbero a ricoprire quelle mansioni. Per concludere, siccome ritengo che prima di dare qualsiasi giudizio sia importante conoscere, detta brutalmente, pagano le tasse? Pagano le tasse, sì, nel senso che anche qui a livello mediatico fa scalpore il sistema di accoglienza, che naturalmente è un costo per il nostro paese, nel senso che queste persone, in attesa di una risposta da parte dello Stato, vengono mantenute. Mentre i lavoratori, gli stranieri regolari, sono prevalentemente in età lavorativa e quindi in età contributiva e attiva dal punto di vista fiscale, mentre ci sono molti pochi anziani stranieri. La spesa pubblica italiana invece è fortemente indirizzata verso gli anziani, perché la sanità è soprattutto per gli anziani e le pensioni sono una quota consistente della spesa pubblica, e quindi noi calcoliamo che a livello nazionale, se gli stranieri sono circa l'8% della popolazione, il loro impatto sulla spesa pubblica è inferiore al 3%, quindi hanno un basso impatto sulla spesa pubblica, e l'altra faccia della medaglia è che invece contribuiscono attivamente pagando tasse, versando contributi e quindi appunto dando un contributo anche all'economia. Quindi semplificando ci guadagniamo. Lo Stato intendo dire. Sì, lo Stato ci guadagna e ha un apporto oggi positivo. Naturalmente bisognerà pensare sul lungo termine, nel senso che se questi stranieri resteranno nel nostro paese, un domani anche loro andranno in pensione, quindi andranno a pesare sul sistema pensionistico previdenziale. Però il nostro sistema pensionistico a ripartizione funziona che i lavoratori di oggi pagano le pensioni di oggi, quindi oggi il contributo è positivo. Grazie a Enrico Di Pasquale, che ricordo essere ricercatore della Fondazione Leone Moressa, che periodicamente diffonde questi studi sul peso dell'immigrazione nel nostro paese. Credo che esserne consapevoli sia il primo passo per esprimere qualsiasi giudizio. Grazie. Grazie a voi. Buon lavoro, alla prossima, ci si vede.